ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per caso e per passione. Oggi ci dedichiamo alle conserve. La conserva di oggi è giardiniera di verdure sott'olio e sott'aceto. Oggi ci dedichiamo a delle conserve e in particolare facciamo la giardiniera. La facciamo sia sotto aceto che sott'olio. Io vi dico adesso insomma quello che ci vuole, poi nella striscia vi indicherò esattamente il peso e la grandezza dei barattoli, poi la vediamo insieme. Userò 2 carote, una zucchina, Sedano, un finocchio, dei fagiolini, un peperone rosso, acqua, aceto, olio extravergine, sale. In più ci serviranno qualche bacca di ginepro, un po' di pepe nero in grani e una foglia di alloro. aglio e peperoncino e origano secchi. Io li uso così in modo che non sviluppino batteri, e poi un pugno di sale grosso. Per sterilizzare i nostri barattoli ci sono diversi metodi. O li mettiamo in forno a 180 gradi per una ventina di minuti, oppure li mettiamo nel nostro forno a microonde, ma sempre senza i coperchi, se no esplodono, oppure i coperchi si dissolvono. Ho questo metodo che uso io, cioè io ho lavato bene i barattoli non devono essere usati molto, cioè non devono essere stati chiusi, aperti, insomma dei barattoli preferibilmente o aperti una volta sola o nuovi. Li ho messi in questa pentola, dopo averli lavati bene, ho messo l'acqua e adesso ci metto un bel pugno di sale, ma proprio abbondante deve essere, sale grosso, e accendo e li faccio bollire per una ventina di minuti. Fatto questo, vedrete che poi li leverò subito e li capovolgerò, si asciugano in un attimo e questo ci garantisce una buona sterilizzazione. Adesso accendo, abbasso la fiamma e li copro con un coperchio. Calcolate 20 minuti dal momento che incomincia a bollire. Mettiamo il coperchio, lasciamo un poco così, in modo che se ci allontaniamo non fuoriesce, e stiamo attenti quando bolle, così calcoliamo i nostri 20 minuti. I miei barattoli sono pronti. Io adesso prendo, vedete, un messolino di questi qua di legno, così li scolo bene, lo prendo, attenzione a non scottarvi, mi raccomando, e lo capovolgo su un foglio di carta di questa qui da cucina. Prendo l'altro, faccio la stessa cosa, state attente sempre a non scottarvi come stavo facendo io. Scolate bene, lo poggiamo qui e lo capovolgiamo, e adesso ci prendiamo anche i nostri coperchi. Mettiamo nella nostra pentola l'aceto e l'acqua, sono esattamente 200 ml di aceto e 150 di acqua. Poi prendiamo il nostro alloro e ce lo mettiamo, e in più prendiamo le nostre bacche e ce le mettiamo anche dentro, in modo da portare tutto a ebollizione. Mettiamo anche il nostro sale, io metto un cucchiaino di sale doppio, e portiamo a bollore. Ci conviene coprire, se no altrimenti l'aceto evapora su. Ho lavato le mie verdure e adesso le sto asciugando. Lavatele bene. Finocchio. Sto pulendo i fagiolini. Controllo se ci sono fili e li spezzo in due perché insomma sono un po' grandi. Vedete, io faccio così e così. Voi li potete fare anche con così, e controllate se c'è il filo.
Io sono sicura che non c'è, perché sono, insomma, inizio di stagione, i fagiolini sono belli, sono freschi e non hanno fili. E quindi ce li puliamo tutti quanti e poi ce li sciacquiamo e li asciughiamo con un panno. I fagiolini li possiamo tagliare, perché tanto comunque non si ossidano. Le altre verdure le laviamo bene e poi le tagliamo al momento. Vi dico già adesso che dovremo mettere prima le verdure chiare, quindi cominceremo dal sedano e il finocchio, poi metteremo i fagiolini, lo zucchino, la carota e il peperone. Ora puliamo le nostre verdure. Io ho preso un pela patata in modo da pulire le carote. E per adesso non le taglio, se no va a finire che poi si ossidano. Me le pulisco sole. Allora, la verdura va separata, non va messa, non si deve mischiare, perché cuoceremo ogni verdura per conto suo, insomma. Quindi lasciamole separate. Raccogliamo poi tutto questo che è, diciamo, la buccia della nostra carota, e ce lo buttiamo e curiamo il sedano e i finocchi, perché la zucchina la lasciamo così, la puliremo solo dai semi all'interno. Ecco qui. Adesso vediamo bene. Benissimo. Adesso ci facciamo il sedano, che sarà la prima cosa che metteremo, e leviamo tutti i fili. Se c'è qualche parte un po' annerita, brunita, levatela, mi raccomando, perché potrebbe poi creare dei batteri all'interno della nostra giardiniera. Ecco qui. Adesso io l'ho pulito da tutti i fili. Prendo il mio coltello, questo buono per tagliare, e taglio, vedete, dei pezzetti non troppo piccoli. Questo lo lasciamo intero, però fateli più o meno uguali come grandezza. Lo mettiamo da un altro lato in modo che non mischiamo. Questo è ancora finocchio, leviamoci questa parte apicale. La zucchina, vediamo la parte del nostro finocchio. La zucchina noi praticamente ci leviamo questo e questo, ce la grattiamo ma leggermente proprio, perché il verde deve rimanere. E di questa zucchina noi prendiamo solo la parte esterna, tutti i semi, tutta la polpa, evitiamola, perché sennò diventa una cosa molle e non è molto piacevole. Ecco qui. E questa la buttiamo, e questa ci facciamo i nostri pezzetti. Tagliamo in due. E anche questa è fatta. E poi ci tagliamo la nostra carota. Io mi sto tagliando la carota. Come vedete faccio più o meno gli stessi pezzi come grandezza rispetto all'altra verdura che ho messo. Questo qua già possiamo, ce lo tagliamo prima a losanghe, vedete, così, in modo che viene anche carino, come di sbiego, per intenderci. Questo lo tagliamo, già tagliato, ok. Facciamo così, puliamolo bene da tutti i semi.
il nostro aceto bolle. Adesso, dal momento in cui mettiamo la nostra verdura, in questo caso io incomincio con il sedano, attenzione a non spezzarli. Adesso vedete, ha perso il bollore. Dal momento in cui incomincia a bollire, 2 minuti esatti, e ce la alziamo e la mettiamo su un panno. Sono passati 2 minuti, adesso io, vedete, ho approntato con la pasta con un panno pulito, mi raccomando, e ci incominciamo a colare i nostri pezzi di sedanino. Non vi preoccupate se qualche bacca va nella nostra conserva che abbiamo messo adesso a colare, in questo nostro prima verdura, tanto comunque ormai è insaporito e comunque dovranno andare poi nella nostra conserva finale. E adesso ci mettiamo i fiocchi, aspettiamo che ribolle, quindi chiudiamo. Anche i finocchi sono pronti e quindi adesso me li scolo, li mettiamo sempre insieme al nostro sedano. Io adesso ho buttato i fagiolini. Se dovesse consumarsi l'aceto e l'acqua, voi fate, mettete diciamo 2-3 cucchiai di aceto e un cucchiaio di acqua per annulare, e così via, e chiaramente un pizzico di sale. Allora, ricapitoliamo: abbiamo messo prima il sedano, poi il finocchio, poi la zucchina, poi abbiamo messo i fagiolini, poi metteremo la carota e per finire i peperoni. Sempre dal bollore 2 minuti. Ho spostato la mia verdura, quella chiara, diciamo, quella che abbiamo fatto fino ai fagiolini, su un vassoio con della carta assorbente. Asciugateli bene con il panno prima di metterli sulla carta e lasciamoli così a asciugarsi ulteriormente. Ho fatto le carote e adesso ultimo i nostri peperoni. Questa acqua e aceto con tutti gli aromi non lo dovete buttare, perché se noi facciamo una giardiniera con l'aceto, questo ci servirà per fare la bagna, quindi per metterlo dentro il nostro barattolo, quindi lo facciamo intiepidire e poi lo mettiamo nel nostro barattolo. Quindi questa non la buttate, se è poca aggiungete aceto e acqua, se vi piace un po' di spezie ancora, e poi la fate intiepidire. Ho terminato, vedete, ho messo tutto sul mio vassoio. Voi direte: ma tu metti la verdura sulla carta e la carta non si bagna e si attacca alla verdura? No, perché io prima di fare questo e prima di metterla sulla carta ho tamponato la verdura con uno straccetto asciutto, per cui diciamo che la verdura è quasi priva di acqua, quindi di acqua e aceto, quindi non vi preoccupate. Io faccio così, altrimenti, se volete essere proprio sicuri, anche se diciamo che questa è più pulita rispetto a un canovaccio che noi laviamo col detersivo, quindi dovremmo usare un canovaccio senza detersivo, quindi anche questo è importante, anche quando scolate la verdura usate un canovaccio che non abbia odore o sostanze chimiche, quindi lavato in maniera naturale. Io trovo più igienico, se no ora che sono passate 5-6 ore da quando ho messo queste nostre verdure ad asciugare, prendo i barattoli che abbiamo sterilizzato. Non vi preoccupate se all'interno sono un poco, diciamo, opachi, perché quello è il sale praticamente, lasciateli così come sono. E adesso incominciamo a riempirli. Allora, io ho questo qui più grande, lo farò con l'aceto. Se vogliamo, l'aceto che abbiamo fatto raffreddare con l'acqua e gli aromi, se vogliamo possiamo anche non
sterilizzarlo ulteriormente, come faremo. Per quanto riguarda la nostra giardiniera con l'aceto, premiamo un poco in modo che si levi l'aria. Io ho, già che sarà fatto freddo ovviamente, ho intiepidito il mio aceto, ma proprio leggermente, e ce lo verso dentro con tutti gli aromi che c'erano dentro, insomma. Anche la foglia di alloro ci possiamo mettere, ecco qui, così. Mettiamoci tutte le nostre speziette, ecco qui. Se vedete che è insufficiente, fate un altro po' di acqua e aceto e ce lo mettiamo, perché questo poi se lo assorbirà, quindi vedete a me non è bastata. Adesso mi faccio un altro po' di acqua e aceto e ce l'aggiungo, tanto ormai questo è tiepido, quindi anche se è calda non succede niente. Ora che il vostro barattolo con l'aceto si è raffreddato completamente, se volete ci mettete la retina, altrimenti l'alloro, e chiudete bene, sigillate bene, e lo dobbiamo mettere al buio. Una volta aperto va messo in frigorifero e là deve rimanere, perché comunque tenderà poi a diciamo degradarsi, e quindi conviene metterlo in frigorifero. E adesso ci riempiamo quell'altro e ci mettiamo l'olio. Io ho preso il mio peperoncino e il mio aglio, questo è una miscela, e ce lo metto, tanto poi non vi preoccupate, scenderà, si insaporirà. E ci metto anche un po' di origano, sempre secco, ecco qui, basta così. E adesso chiudo bene, perché poi dovremo metterlo nell'acqua. Allora, questo è da solo, quindi avrei potuto metterlo anche senza niente, ma per evitare che sbatta uno contro l'altro quando si bollono, e quindi si possono rompere i barattoli, quindi quando ne fate più di uno conviene sempre fare così. Io in ogni caso, anche se ne faccio uno, faccio sempre così, perché comunque è protetto anche se casomai dovesse sbattere contro la pentola, quindi per buona abitudine fate sempre in questo modo. Mi sono preparata una pentola alta e ci metto dentro il mio barattolo. Incomincio a metterci l'acqua e ve lo dico da adesso, deve arrivare al di sotto del tappo, non deve superare il tappo. Perfetto, così. Ho messo la mia pentola sul fuoco e adesso la copro, perché mi faciliterà quando bollirà sentire che bolle, perché chiaramente comincerà a muoversi il coperchio e a uscire un po' di acqua e tutto il resto, insomma lo sapete quando bolle del coperto, e così mi faciliterà la funzione di scoprire quando bolle, per non stare qui fissa a guardare. E da quando bolle abbiamo detto 20 minuti. Bolle, vedete? Comincia a muoversi un po' il coperchietto, sentite il rumore, e a uscire l'acqua, quindi adesso sappiamo che da adesso in poi sono 20 minuti. Facciamo così, abbassiamo leggermente e facciamo bollire per 20 minuti. Poi, una volta che ha bollito e abbiamo chiuso, togliamo il coperchio e facciamo raffreddare così nell'acqua, quindi passerà un parecchio tempo. Una volta raffreddato lo possiamo conservare. Anche questo in luogo riparato, al buio e non troppo caldo ovviamente. Ecco le nostre giardiniere pronte per essere conservate. Io, come vedete, ho messo sia mese che anno, si conservano 6 mesi circa in un luogo riparato e buio, una volta aperte in frigorifero.